E ora in Serbia, dove ci sono state le elezioni presidenziali, l'uscente Vučić, filorusso, è stato riconfermato al primo turno. Marco Sabene. Un enorme grazie ai cittadini della Serbia. Aleksandar Vučić rivendica la sua vittoria. Abbiamo vinto per il paese, dice, e lo fa con orgoglio. Lui, presidente uscente, oggi riconfermato in maniera schiacciante. Un'affermazione che premia la sua compagine politica, il Partito del Progresso Serbo, che vince anche a Belgrado, una delle 13 città in cui si sono svolte le amministrative. Dal suo quartier generale, già nella serata di ieri, Vučić ha esaltato le percentuali della vittoria vicine al 60%. Per i suoi avversari risultati deludenti, il rivale più accreditato Zdravko Ponoš, candidato dell'opposizione unita, solo il 18,2%. Il Partito del Progresso Serbo avrà in Parlamento una maggioranza che non aveva avuto nemmeno nel suo primo mandato, con 126 seggi sul totale dei 250. La guerra in Ucraina è stata al centro delle elezioni in Serbia e Vučić non ha mai nascosto la volontà di voler mantenere buoni rapporti con la Federazione Russa in molti settori, ma che proseguirà nella sua politica di neutralità militare. Sul petrolio è tutto in discussione, dice, vi saranno colloqui sul gas, ma quello che è importante per gli europei, per i russi e per gli americani, rilancia il neopresidente serbo, è che proseguiremo nella politica di neutralità militare e non aderiremo ad alcuna alleanza militare. E ora torniamo a Palazzo Chigi, dove dovrebbe essere appena terminato un vertice tra il Premier Draghi e i ministri dell'economia e